Sveglia all'alba per andare in fabbrica, come ogni giorno. Un ragazzo tutto casa e lavoro, Matteo Rosiglioni, 26 anni di Noventa di Piave. Da qualche giorno le ferie erano finite ed era ricominciato il suo impegno alla De Longhi di Fossalta di Piave, succursale veneziana della nota azienda di elettrodomestici. Pochi chilometri di distanza, ma attraversando una strada resa viscida dalla pioggia incessante della notte. Asfalto bagnato, scivoloso, insidioso. E poi forse un colpo di sonno. Erano le 5 del mattino. Matteo è partito da Noventa di Piave, dove abitava con i genitori, alla guida della sua Renault Clio, ma in via Cadorna qualcosa è andato storto. In un istante il giovane ha perso il controllo della vettura, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato su un platano. Nessun segno di frenata sulla strada, l'auto è finita contro l'albero come un proiettile impazzito. Impatto terribile che non gli ha lasciato scampo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto assieme ai carabinieri di Sandona di Piave, hanno potuto soltanto estrarre dalle lamiere il corpo senza vita di Matteo. A chiamare i soccorsi erano stati alcuni residenti della zona, spaventati dal botto improvviso. Poche ore dopo, la notizia della scomparsa di Matteo ha fatto il giro del paese, una famiglia distrutta dal dolore. Mamma, papà e fratello chiusi nel silenzio, confortati da un paese intero e dal ricordo di Matteo, un ragazzo gentile e sempre disponibile, senza grilli per la testa, un ragazzo che frequentava la parrocchia e che quando c'era da dare una mano non si tirava mai indietro. La data dei funerali non è ancora stata fissata.